Gentili signore e signori, buonasera da Fausto Pozzan, sono le 17:56 qui dal Palalido di Valdagno, è domenica 11 giugno 2023, tra qualche minuto ci sarà una finale per l'assegnazione di un titolo nazionale per l'hockey pista, quello per la regina delle categorie giovanili, vale a dire l'Under 19, si sfideranno i padroni di casa dell'Hockey Club Valdagno opposti al Pumas Ancora Viareggio. Pumas Ancora Viareggio in completo rosso-verde, completo bianco per l'Hockey Club Valdagno. Queste formazioni si sono qualificate a questo epilogo di questo importantissimo evento dell'hockey pista italiano dopo 4 giorni di gare assolutamente di primo ordine, un girone di qualificazione quest'anno composto da 2 gruppi di 5 squadre, quarti di finale, semifinali, e che eccolo il tabellone che ci viene inquadrato dalla regia di Flavio Zattera. Ricordiamo l'epilogo di questa mattina, le semifinali. Pumas Viareggio ha vinto largo contro l'Amatori Basken Lodi per 5-1. Valdagno si è imposto di misura al termine di una partita vincente sul Breganze per 2-1. Breganze che poi qualche minuto fa ha regolato di misura il Lodi per 5-3 nella finale che assegna la medaglia di bronzo. Ci sarà poi la cerimonia finale. Eccole le squadre che si schierano agli ordini degli arbitri, che saranno Alfonso Rago di Giovinazzo, Luis Said di Breganze con Davide Marcolini assistente al tavolo. Tra qualche istante la grafica ci darà le informazioni delle squadre. Qui intanto una soggettiva, una panoramica della curva delle brigate di Valdagno che sono presenti ad omaggiare i loro beniamini, ed è notevole il fatto che si tratta di una finale nazionale Under 19. Il palazzetto è veramente pieno di pubblico entusiasta, un evento veramente importante. La lettura dello speaker per quanto riguarda le formazioni che tra qualche istante ci verranno date in grafica. Per quanto riguarda il Pumas Viareggio, 4 dei componenti hanno vinto il campionato italiano Under 19 proprio lo scorso anno in quelli di Sarzana, sempre allenati da Mirko Bertolucci con la società Sarzana. Adesso sono con la maglia rosso-verde del Pumas Viareggio. La curva di Valdagno ad omaggiare ognuno dei giocatori allenati da Fabio Zambon, che sono stati capaci di quella che per loro può sembrare un'impresa. In realtà in virtù del gioco espresso hanno assolutamente meritato di giocarsi questo atto finale. Dall'altra parte la condotta di gara nel campionato della Pumas Viareggio è stato sicuramente più autorevole, ha praticamente rispettato i favori del pronostico ed ha conquistato il diritto di giocarsi questo importantissimo titolo. Quella che ho già sottolineato prima è la categoria regina dei campionati giovanili di hockey pista. La partita sarà ripresa dalla piattaforma digitale hockey pista FISR TV, che ha assicurato in questi giorni quasi 60 ore di produzione. Intanto il saluto e l'abbraccio tra i due tecnici. 60 ore di produzione in 4 giorni, 31 commenti su 31 alle partite, 5 angoli di ripresa e una postazione interviste in tutto rigorosamente in Full HD. Poi diremo i miei compagni di avventura sia in sede di commento che in sede di ripresa che in sede di regia, la regia di Flavio Zattera. Eccolo la soggettiva di questo importante incontro, e tra qualche istante Flavio Zattera ci manderà i nomi dei protagonisti. Eccolo l'Hockey Valdagno. I portieri: Mirko Gardellini numero 1, Giovanni Cunegatti 25, i giocatori di movimento: Mattia Cocco con il 7, Mattia Antoniazzi con il 5, Francesco Croco con l'8, Nicolo Croco con il 6, Marco Tomba con il 4, Pietro Cosara con il 2, Alessio Busato con il 3, Nicolò Ortigara con il 9, allenatore Fabio Zambon, allenatore in seconda Massimo Caneva. Tra qualche istante la grafica del Pumas Viareggio, i portieri Thomas Mechini e Gabriel De Torrione rispettivamente con il 22 e il 16, i giocatori di movimento: Michele Pesamento con il 4, Matteo Marchetti con il 7, Filippo Cardelli con il 6, Francesco Ruani con il 58, Elia Cardella con il 79, Francesco Carrieri con il 78, Jonas Cinquini con il 9, Nicolò Bottarelli con il 5, l'allenatore Mirko Bertolucci, allenatore in seconda Cristiano Bottarelli. Gli ultimi convenevoli, gli abbracci, gli incoraggiamenti fra le squadre
e poi sarà Pumas Valdagno. Eccolo lo starting five scelto da Fabio Zambon tra i pali. Giovanni Conegatti che si è disimpegnato benissimo stamattina in semifinale. Poi la linea red con Francesco Crocco, Nicolò Crocco, Mattia Antoniazzi e Marco Tomba per quanto riguarda Valdagno. Adesso per quanto riguarda Pumas, Thomas Mecchini tra i pali con il 22, Michele Pesamento con il 4, Matteo Marchetti con il 7, Filippo Cardelli con il 6, Francesco Carrieri con il 78 in un palalido infuocato, ed è per una partita di un campionato giovanile è sicuramente una nota importante da sottolineare. È quasi tutto pronto. Il primo possesso sarà per Valdagno. Sulla palla Mattia Antoniazzi, che si è ben disimpegnato in queste giornate. A fronteggiarlo Michele Pesamento. Gli ultimi controlli. Il via libera dei portieri. Il fischio d'inizio. Buona finale a tutti. Nicolò Crocco in possesso per Valdagno. Cade. Possesso per Pumas Viareggio. Non è fallo di squadra. Domenico Tomba, che mi ha accompagnato in questa 4 giorni assieme a Stefano Zamperin e a Gabriele Pellizzaro, mi ha lasciato l'onere e l'onore di commentare questa finale. Quindi Fausto Pozzan per voi. Spero che il commento sia di gradimento, ma intanto andiamo in cronaca. Michele Pesamento. Subito il tiro di Michele Pesamento. Carrieri a contendere la corta respinta dei difensori del Valdagno. Marchetti, Pesamento, si incunia Pesamento, lo scambio con Cardelli. Qui c'è il primo fallo di squadra, blocco irregolare fischiato contro la Pumas Viareggio. E allora primo possesso per Nicolò Crocco, che va da Marco Tomba. Mattia Antoniazzi. Ragionano i giocatori di Fabio Zambon, non alzano i ritmi, si cercano. Ancora Marco Tomba, accelerazione dietro la gabbia di Mecchini. E qui c'è invece un proverbiale lungo di Michele Pesamento con Capitan Marchetti che va a trovare Filippo Cardelli. Ancora possesso per Pumas Viareggio. Carrieri, numero 87, Francesco Carrieri. Michele Pesamento non trova spazio per scagliare il suo proverbiale tiro. Eccolo il tiro, la deviazione di Marco Tomba, molto attento davanti a protezione del proprio estremo difensore Giovanni Cunegatti, figlio d'arte, il padre Massimo. È stato per anni compagno di squadra di Mirko Bertolucci in nazionale. E anche di Fabio Zambon, che sono valdagnesi entrambi. Nicolò Crocco a sfidare Capitan Marchetti del Pumas. Incitamento dagli spalti, da giusta atmosfera per una bella partita di hockey pista. Riparte velocemente Michele Pesamento. Lo scambio con Cardelli, scivola Cardelli, non si può giocare con il ginocchio a terra. Allora possesso per Valdagno, Marco Tomba. Nicolò Crocco riceve adesso dal fratello Francesco. Attenzione, ha cercato Mattia Antoniazzi sul secondo palo, scusate. Capitan Marchetti per Pumas Viareggio. Michele Pesamento. Michele Pesamento ancora a centropista. Non trova spazi per la sua proverbiale conclusione. La fa adesso Matteo Marchetti. La palla sibila, non lontanissima dal palo di sinistra di Giovanni Cunegatti. Dall'altra parte Marco Tomba prova il dai e vai con Antoniazzi. Invece gli rubano la palla quelli del Pumas, che se ne vanno. Potenziale 3 contro 2. Francesco Carrieri non controlla la palla. C'è la ripartenza dall'altro lato. La conclusione di Antoniazzi, lontana dal palo di Mecchini. E allora all'indietro però. Ancora possesso per Valdagno con Marco Tomba che se ne va. Va a puntare Francesco Carrieri, lo raddoppia Michele Pesamento. Siamo sull'angolo basso, se ne esce dall'angolo. Marco Tomba torna verso la centropista, dove c'è Nicolò Crocco a portare palla. Lo va a contrastare Cardelli. Tomba ancora. Francesco Crocco.
dietro la gabbia di Mecchini. Attenzione, Mecchini ci mette la stecca, stanno scadendo i 45 secondi per il tiro, anzi no, altri 40 perché Mecchini ha toccato la palla con la stecca. E allora ancora possesso, attenzione, dai e vai! Si sono cercati a meraviglia qui, vediamo, la prima possibile svolta del match, il blu sventolato a Francesco Crocco che ha atterrato Francesco Carreri. Vediamo se la regia di Flavio Zattera ci fa rivedere il particolare dell'azione. Fabio Zambon a ricuorare il suo giocatore. Sì, ecco il replay, vediamo. Anzi no, questo è il primo dai e vai tentato, poi Francesco Crocco. Se ne va Francesco Crocco, l'aggancio di dietro. E quindi Michele Pesavento a sfidare Giovanni Cunegatti, sono entrambi degli specialisti. Michele Pesavento a realizzarle, Giovanni Cunegatti a pararle queste situazioni. Vediamo. Eccolo Michele Pesavento, la finta di tiro, la parata di Giovanni Cunegatti, ancora lì Michele Pesavento e ancora la parata di Giovanni Cunegatti, la lingua fuori di Michele Pesavento e Giovanni Cunegatti esibisce il suo biglietto da visita, quello di portiere bravissimo. Cade adesso Marchetti, c'è il fallo invece fischiato contro la difesa del Pumas, angolo alto a destra. 2 minuti di power play per Pumas Viareggio che non ha saputo capitalizzare il tiro libero diretto concesso per il blu fischiato contro Francesco Crocco. Possesso per Pumas per il fallo di 45 secondi e inserisce Elia Cardella. Questa mattina Elia Cardella ha sbloccato la faccenda su power play. Attenzione Francesco Carreri, ha tentato di sorprendere sul secondo palo Giovanni Cunegatti, non ha trovato la porta. Michele Pesavento, Matteo Marchetti, Francesco Carrieri, non è fluida la manovra in power play per ora del Pumas Viareggio. La finta di Michele Pesavento, ancora Francesco Carrieri, le finte, il tiro davanti alla porta, tomba, la ferma col corpo il signor Alfonso Rago, assegna rigore alla Pumas. L'ha fermata col corpo, l'avesse fermata, l'unico modo per non incorrere nella sanzione era prenderla con la stecca. Non ce l'ha fatta Marco Tomba a rigore di regolamento, a termini di regolamento. Il rigore ci sta. E allora altra opportunità, sono già trascorsi 5 minuti dall'inizio di questa partita. Pumas Viareggio in power play e adesso con il rigore di Matteo Marchetti a sfidare Giovanni Cunegatti. La parata di Giovanni Cunegatti per provare a vincere le partite di hockey ci vuole un gran portiere e Valdagno ce l'ha. Ancora Matteo Marchetti in possesso, Francesco Carrieri, eccolo Michele Pesavento, il tiro, prende Marco Tomba che sfoga il suo urlo a scaricare magari la tensione e anche a dire ci siamo per Valdagno. Qui il passaggio impreciso, ancora Matteo Marchetti a contendere il possesso, Mattia Antoniazzi si impossessa della sfera e cerca di andarsene contro 3. E c'è Michele Pesavento invece che scarica con Elia Cardella. Francesco Carrieri, non manca molto ad esaurire il bonus per Valdagno. Attenzione, qui c'è un pessimo cliente, Elia Cardella che cade in area, non ravvisa irregolarità il signor Alfonso Rago. E allora possesso, Valdagno ha superato indenne il power play e tra l'altro con Cunegatti che ha parato un tiro libero diretto e anche un rigore. Marco Tomba a schiacciare i Pumas verso la loro area con disinvoltura, con coraggio Valdagno. Antoniazzi, la palla che colpisce il tetto del palalido e allora sarà ingaggio al centropista. Inizio di partita emozionante, l'unica cosa che manca il gol, ma secondo noi intanto ci sono portieri bravissimi, ma ci sono anche giocatori tecnicamente dotati. Attenzione Michele Pesavento, il tiro fuori dallo specchio della porta, difesa da Giovanni Cunegatti. Se ne torna indietro Michele Pesavento, va a trovare il suo capitano Matteo Marchetti.
fallo di 45 secondi. Primo time out lo chiama Fabio Zambon e vedremo qualche highlights di questi primi 7 minuti sicuramente emozionanti. Tanto inquadrata la panchina di Valdagno, la musica negli intervalli, le luci del Palalido, illuminato a festa, la giusta atmosfera per esaltare una partita di hockey importante, quella che assegna il titolo di campione d'Italia Under 19. Eccoli gli highlight. La soggettiva della parata di Giovanni Cunegatti, ancora è poi il rigore fischiato contro Marco Tomba e la parata di Giovanni Cunegatti sul rigore di Matteo Marchetti. Pausa qui dal Palalido, emozioni infinite. Si riparte 13-19 al termine della prima frazione di gioco. Francesco Crocco a scambiare col fratello Nicolò, giocatore dotato della maggior tecnica individuale per quanto riguarda Valdagno. Qui però il raddoppio difensivo dei giocatori di Mirko Bertolucci è successo. Elia Cardella all'indietro per Michele Pesavento, sempre guardato a vista, intanto Crosara nelle file del Valdagno con il numero 2. Marco Tomba, Francesco Crocco, è uscito Antoniazzi. Marco Tomba prova a prodursi in una delle sue proverbiali accelerazioni, all'indietro per Crosara, va a sfidare e battere nel dribbling Michele Pesavento, che però lo stringe all'angolo, lo accompagna, come si suol dire, all'uscita. E allora Francesco Crocco, che però perde la palla per l'ottimo intervento difensivo di capitano Matteo Marchetti per la Pumas, che ha avuto probabilmente la supremazia delle occasioni, ma non quella territoriale, perché Valdagno fa girare bene pallina. Francesco Carrieri all'indietro da Matteo Marchetti, se ne va Matteo Marchetti, non trova spazi. Ecco Michele Pesavento a provare ad armare il suo proverbiale tiro. Il tiro c'è adesso, la deviazione anche, ma c'è attentissimo Giovanni Cunegatti a sventare la minaccia per l'orgoglio di Papà Massimo. Ancora Nicolò Crocco a portare palla, lo marca Michele Pesavento. L'ottimo inserimento di Marco Tomba, era un'ottima intuizione, un'ottima accelerazione. Marco Tomba, l'abbiamo avuto modo di definirlo il leader morale dell'Hockey Club Valdagno categoria Under 19. Il leader tecnico invece è Nicolò Crocco, ma la squadra di Fabio Zambon è un collettivo, giocano tutti, si aiutano molto. Sta giocando di squadra anche Pumas Viareggio, dall'alto dei giocatori di maggior classe come questi. La conclusione di Francesco Carrieri, murata da Giovanni Cunegatti. E qui a Valdagno i portieri li hanno sempre avuti e ne sta dando prova ancora anche questo giovane numero 25, metà del numero che aveva il papà, vale a dire il 50. 10:45. Non ci siamo annoiati in questo primo tempo, assolutamente. A vedere la partita con attenzione il commissario tecnico anche della nazionale Under 19, vale a dire Ale Bertolucci. Attenzione qui Francesco Crocco, ritornano su di lui in due quelli del Pumas, conquistano palla, spazio per Michele Pesavento che arma il suo tiro, la parata di Giovanni Cunegatti. Nicolò Crocco a ripartire, eccolo a cercare Crosara davanti alla porta, non l'ha trovato perché sono ritornati. Hanno patinato all'indietro i difensori di Mirko Bertolucci e hanno sventato la minaccia all'indietro adesso da Michele Pesavento. Prima metà gara ormai di un'emozionantissima finale Under 19. Francesco Carrieri in possesso. Elia Cardella con pazienza, protezione di palla, con l'inversione dorsale. Michele Pesavento adesso, la conclusione alta sopra la traversa di
Giovanni Conegatti, palla alta. Thomas McKinney chiede all'arbitro di poter pulire la visiera, ne avrà assolutamente facoltà adesso che è stato fischiato il time out. Chiamato da Mirko Bertolucci che vuole parlarci su. Forse gli allenatori di entrambe le formazioni, sarei soddisfatto soprattutto dell'approccio che entrambe le squadre hanno avuto sulla partita, nessun timore reverenziale, la voglia di superarsi, la voglia di proporre il proprio hockey. Difese che sono state protagoniste migliori degli attacchi, anche se poi la difesa guadagno l'ha fatta soprattutto con il suo numero 25 Giovanni Conegatti, che è stato capace di parare un tiro di rigore, un tiro libero diretto e uscire indenni da 2 minuti di power play. Man of the match sin qui assolutamente. I supporters viareggini si fanno sentire qui al Palalido. La curva è piena come fosse un match di A1, emozionante per questi ragazzi, è esaltante per loro. Giovanni Conegatti è già esaltato, l'ha dimostrato con delle parate strepitose, ma anche il collega di reparto Thomas McKinney è stato impegnato meno, ma ha dovuto fronteggiare ad esempio una conclusione ravvicinata di Marco Tomba mica male. Eccolo Marco Tomba. Niccolò Crocco tenta di accelerare, Niccolò Crocco prova ad entrare in area, attento a Razze, schiaccia. Velleitario nella circostanza, ma Niccolò Crocco è capace di magie, lo ha dimostrato in tutti questi 4 giorni. Attenzione qui la conclusione di Francesco Marco Tomba che è andato a rimbalzo, Elia Cardella però a proporre un contropiede per i suoi, a cercare al centro area Francesco Carrieri, non l'ha trovato per poco. E dall'altra parte Niccolò Crocco a sfidare Matteo Marchetti, ma ci ripensa, torna all'indietro da Francesco Crocco a metà pista. Siamo con Pietro Crosara. Marco Tomba supera Michele Pesavento, lo aiuta nella marcatura Matteo Marchetti, sarà contento Mirko Bertolucci. Attenzione qui Niccolò Crocco che si è incuneato in area. La palla all'indietro per Marco Tomba, attenzione Francesco Crocco. Francesco Crocco dentro la gabbia di Thomas McKinney, recuperano palla quelli del Pumas. Infatti Francesco Carrieri a contendere il possesso a Niccolò Crocco, lo va ad aiutare Matteo Marchetti. Ha tenuto palla lungo la sponda in modo irregolare secondo il signor Luis Said, il giocatore valdagnese. Allora sarà possesso per la formazione rossoverde del Pumas Viareggio, che opera un cambio, rientra Filippo Cardelli, esce Elia Cardella. Michele Pesavento, ancora Michele Pesavento, lo ha fronteggiato Niccolò Crocco. Matteo Marchetti, il blocco di Francesco Carrieri a favorire l'azione, prova a mettersi in proprio Michele Pesavento, ma lo conoscono e lo marcano con attenzione. Attenzione Cardelli per Michele Pesavento, la palla è deviata, esce fuori dallo specchio della porta di Giovanni Conegatti. Non è una bella idea lasciare campo aperto a Marco Tomba, perché ha dimostrato di saper punire chiunque in queste finali, il numero 4 valdagnese. Rugani pronto a entrare tra le fila dei rossoverdi della Pumas Viareggio. Il tiro, la parata di McKinney, allontana la minaccia Michele Pesavento, all'indietro Francesco Crocco, ha ricevuto da Niccolò. Un'ottima azione con Marco Tomba, liberato con un'azione meravigliosa. 3 tocchi l'hanno mandato in porta. Ottima questa manovra orchestrata dai giocatori di Fabio Zambon. Adesso ad operare Francesco Carrieri, a servire Filippo Cardelli che perde palla. La sfida tra Marco Tomba, non ravvisa regolarità il signor Luis Said. Attenzione che la difesa del Pumas non è posizionata, invece no, sono già rientrati, anche perché Pietro Crosara ha scelto di andare dietro porta. Qui c'è un potenziale 3 contro 2. Francesco Carrieri cade in area, il signor Alfonso Rago dice che si deve giocare. C'è solo un fallo tecnico, angolo alto alla sinistra del fronte d'attacco. Esce Francesco Carrieri, entra Rugani al suo posto.
vale a dire Francesco Rugani al posto di Francesco Carrieri. Qui si deve pulire la pista perché più che altro asciugarla, non è questione di pulizia, è questione di asciugare il sudore. E allora possesso per Pumas Viareggio. Il nome di Pumas Viareggio è in onore della nazionale argentina femminile di hockey prato. Ci ha svelato il segreto Mirko Bertolucci l'altro giorno. All'indietro da Michele Pesavento, è di Montecchio Precalcino, quindi vicentino doc, ma ha sposato il progetto Pumas trasferendosi in Toscana e legandosi alla società di Mirko e Ale Bertolucci, almeno come fondatore, perché Mirko, Ale ovviamente lavora dall'anno prossimo a Forte dei Marmi. Si riparte, Nicola Crocco, lo raddoppiano, vanno a commettere fallo di squadra quelli del Pumas. Il secondo. Pietro Cosara a chiedere il rispetto della distanza regolamentare dal punto di battuta. Si riparte, Nicola Crocco in possesso. Mattia Antoniazzi, la trottola di Mattia Antoniazzi ad evitare l'intervento difensivo. E qui però l'intercetto di Filippo Cardelli che scambia con Michele Pesavento, lo scambia a sua volta con Matteo Marchetti, qui scivola davanti alla porta di Giovanni Cunegatti Filippo Cardelli e non riesce a concludere di prima intenzione come avrebbe voluto. Nicolo Crocco a portare avanti palla per i suoi, passaggio impreciso, ma mi sembra che sia il primo errore di impostazione di Valdagno e sono già trascorsi 14 minuti all'inizio della finale che assegna il titolo Under 19 per questo 2023 dell'hockey pista italiano. Rugani, la finta di palla consegnata a Michele Pesavento, invece siamo da Matteo Marchetti, lo scambio con Rugani, ancora Rugani per Michele Pesavento, stanno scadendo i termini per andare al tiro, lascia il possesso a Valdagno, da Pumas Viareggio. E allora Francesco Crocco, Michele Pesavento intercetta la palla, scivola, e ancora a terra Michele Pesavento, si lamenta, però adesso si rialza. Mirko Bertolucci non pare intenzionato a sostituirlo. Eccolo Francesco Rugani, all'indietro da Michele Pesavento, ancora Michele Pesavento, vediamo se tenterà il filtrante visto che ce ne sono due davanti a Giovanni Cunegatti. Sta schiacciando la Pumas, ma non è una bella idea lasciare l'eventuale campo libero per il contropiede a quelli di Fabio Zambon. Cade Francesco Crocco e la pista è sicuramente scivolosa, probabilmente per il sudore, probabilmente per il fatto che dopo 4 giornate di gara e 31 match disputati sicuramente non sarà pulita. Stanno scivolando parecchio i giocatori delle squadre. Primo piano sulla panchina del Viareggio. Bella partita, l'unico assente è il gol, ma ci sono tutti gli ingredienti per divertirci. Intanto un cambio, rientra Elia Cardella e esce capitano Matteo Marchetti. Questa è la panchina della formazione di Fabio Zambon, allenatore dell'Hockey Club Valdagno a categoria Under 19. Assieme a lui il fido amico di una vita, Massimo Caneva. 4:50 al termine la prima frazione di gioco. Due i falli di squadra commessi dal Pumas Viareggio. Gli editori di gara hanno già assegnato rigore e punizione di prima al Pumas Viareggio. In entrambe le occasioni si è superato Giovanni Cunegatti a tenere inviolata la propria porta. Elia Cardella, Michele Pesavento, Filippo Cardelli tenta un filtrante per Francesco Rugani che non trova, e allora possesso per Marco Tomba, per Pietro Crosara a cercare di trovare Mattia Antoniazzi e fuori a rifiatare Nicolò Crocco. Mattia Antoniazzi va all'indietro da Marco Tomba, uno che esce raramente. Qui il tiro
E il tuffo sulla propria destra di Thomas Mechini a tenere inviolata la propria porta. La bomba è stata scagliata da Marco Tomba. Francesco Rugani all'indietro per Elia Cardella, ancora sull'asse Francesco Rugani. Siamo sulla sponda di sinistra del fronte d'attacco della formazione allenata da Mirko Bertolucci. La difesa di Valdagno è schierata a destra in favore delle telecamere che stanno riprendendo l'incontro. Eccolo Michele Pesavento, il tiro fuori dallo specchio della porta. 3:41. Il tentativo di lanciarsi di Marco Tomba lo conosce Filippo Cardelli, sa che è un pessimo cliente, allora monta su di lui una guardia assolutamente arcigna. Pietro Cosara. Attenzione, il tentativo di chiudere il dai e vai e lanciare Francesco Crocco. Lo ha francobollato Michele Pesavento, che ora è dall'altra parte a cercare di trovare il suo proverbiale tiro, ma sì, qui lo hanno chiuso, lo conoscono bene i giocatori di Filippo Zambon. Sanno che non è bella idea lasciargli il tiro. E allora per ricevere palla Michele Pesavento se ne va ben oltre la propria metà campo. Francesco Rugani, esatto, all'indietro per Elia Cardella, lo scambio con Cardelli, Filippo Cardelli. Ecco Filippo Cardelli, il tiro alto sopra la traversa di Giovanni Conegatti. Pietro Cosara. Pubblico delle grandi occasioni. Abbiamo sentito qualche coro qualche minuto fa. 2:36. Eccolo Nicolo Crocco. Negli ultimi minuti di queste partite si è fatto sempre vedere, segnando gol importantissimi come il vantaggio di oggi nella semifinale. Qui Francesco Crocco in grandissimo intervento difensivo, ha fermato Filippo Cardelli che scambia adesso con Francesco Rugani. Il possesso di Michele Pesavento, il fallo di squadra commesso da Francesco Rugani, blocco irregolare. E allora possesso per l'Hockey Club Valdagno a 2 minuti e 11 dalla fine della prima frazione di gioco. Risultato in perfetta parità, 0-0. Grande assente il gol in questa finalissima, ma per il resto lo spettacolo è stato assicurato dai protagonisti giovani di questa importante rassegna, al termine della quale sarà assegnato lo scudetto Under 19 di hockey pista maschile italiano. Francesco Crocco, Mattia Antoniazzi, Marco Tomba, la conclusione, Sibila non lontanissima. Attenzione qui una palla vagante sulla quale però si getta a catapulta Elia Cardella, Francesco Rugani. Qualcosa a metà tra il tiro e il tentativo di passaggio. Comunque la sfera è ancora in possesso della formazione rossoverde Viareggina. Michele Pesavento e Elia Cardella lavorano sul perimetro nei pressi della sponda. Siamo a metà pista intanto. Matteo Marchetti, Francesco Rugani, Elia Cardella, ancora Elia Cardella all'indietro per Michele Pesavento. Vediamo se carica il tiro. Sì, il tiro, la deviazione, i gambali di Giovanni Conegatti. Si mette le mani sui capelli Fabio Zambon, ha capito che hanno scampato un gran pericolo e qui attenzione, si era messo in proprio Nicolo Crocco che ha la calamita sulla stecca. Attenzione però a Elia Cardella, il tiro murato dalla difesa valdagnese. Gli ultimi 48 secondi, 46 secondi, Antoniazzi stava per uscire da dietro la porta e invece no. Michele Pesavento, vediamo se ci sarà il tempo per un'altra conclusione. Varca la metà pista in questi istanti. Michele Pesavento si diffude da Francesco Rugani. Matteo Marchetti, Michele Pesavento, 25 secondi. Probabilmente Puma sceglierà di congelare il possesso, anzi no, e la rete, ma viene annullata, palla alta. Palla alta, non ha avuto dubbi, anzi la deviazione con stecca alta di Rugani. Questa è la scelta, la decisione di Luis Saide che ha annullato il possibile vantaggio. Quindi finale col giallo per questo primo tempo della finale scudetto Under 19. Nicolo Crocco accelera, attenzione, attenzione, Antoniazzi ha un niente dalla porta di
Mechini non ha trovato la porta. Termina qui il primo tempo, 0-0 di questa importante sfida. A più tardi.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Padalino di Valdagno per questa emozionante finale del campionato nazionale hockey pista categoria Under 19 edizione 2023. Nuova la formula, 2 gironi da 5 squadre ciascuna, 2 manifestazioni, la Coppa FISR che ha già visto un vincitore, il Trissino, che non si è qualificato per la fase finale del campionato e quindi si è imposto su Follonica per conquistare la conquista della Coppa FISR. E qui il campionato nazionale, un traguardo massimo a cui aspirano 2 formazioni che hanno terminato il primo tempo sullo 0-0, vale a dire il Pumas Ancora Viareggio e l'Hockey Club Valdagno. Match emozionante, ben diretto da Alfonso Rago assieme a Luis Said, con Davide Marcolin al tavolo. Pumas che è andata più vicina al gol rispetto a Valdagno, ma Valdagno ha avuto le sue occasioni e poi Valdagno ovviamente ha mostrato un portiere fortissimo, quale si è rivelato essere Giovanni Cunegatti, nonché il collega di reparto, vale a dire Thomas McKinney, sia da disprezzare, anzi quando è stato chiamato in causa ha risposto assolutamente presente. Chiedo scusa. Si vanno a ricomporre le panchine. Vediamo le scelte degli allenatori per questo secondo tempo. Per Valdagno confermatissimo tra i pali Giovanni Cunegatti e poi Marco Tomba, Mattia Antoniazzi, Francesco Crocco, Nicolo Crocco. Per Pumas Viareggio Thomas McKinney, Matteo Marchetti, Michele Pesavento, Francesco Carrieri, Filippo Cardelli. Gli allenatori: Mirko Bertolucci per Pumas Viareggio, Fabio Zambon per Hockey Club Valdagno. Tutto pronto, si riparte, buon divertimento. Michele Pesavento in possesso, di tiro alto sopra la traversa, sarà possesso per Valdagno con Francesco Crocco che consegna il compagno di squadra Marco Tomba, che nel primo tempo è andato a sfidare un paio di volte i riflessi di Thomas McKinney. Antoniazzi, lo scambio per Francesco Crocco che veniva dalla parte opposta sulla sponda, ancora Tomba, la parata di Thomas McKinney sulla conclusione di Marco Tomba. L'abbiamo visto deviare un tiro in situazioni di power play e urlare tutta la sua rabbia, a caricare i compagni nel primo tempo. Marco Tomba è il loro leader morale, l'ho definito così più volte in corso di queste telecronache. Sulla definizione si è detto d'accordo, niente poco di meno che Domenico Tomba, vale a dire il padre, speaker di questa manifestazione, colui che mi ha condiviso il maggior onere dei commenti alle partite. Ma ricordiamo anche Stefano Zampini. Attenzione però Mattia Antoniazzi, il miracolo di McKinney, vicino al vantaggio Hockey Club Valdagno. Ha ricevuto palla dietro porta, si è girato, ha colpito a botta sicura, invece è andato giù sulla sua destra Thomas McKinney e ha ribadito di essere un portiere fortissimo, così come è forte il collega Giovanni Cunegatti. Bella partita. 18-29 al termine. Marco Tomba, lo scambio a favorire l'inserimento di Francesco Crocco, ancora Tromba, attenzione qui, c'è il blu, c'è il blu sventolato a Matteo Marchetti, 18-15, e allora la possibile svolta stavolta c'è per i padroni di casa che hanno mandato, eccolo il replay, l'atterramento, ci sta a termini di regolamento, il metro arbitrale è quello, adottato anche nel primo tempo. E allora Nicolò Crocco alla palla del possibile 1-0 va a sfidare Thomas McKinney, che è un ottimo portiere e l'ha dimostrato un minuto fa circa su Mattia Antoniazzi, come se ce ne fosse bisogno.
l'avevamo capito da questi 4 giorni di gara. È pronto Nicolò Crocco, la parata di Mechini, attenzione però al rimbalzo, va gol! Nicolò Crocco, 1-0 Valdagno. Le urla del Palalino che è esultato. Nicolò Crocco è andato a rimbalzo dopo la parata di Mechini e ha colpito. Valdagno quindi sblocca il risultato. Abbiamo visto il gol finalmente. Dopo 2 minuti dall'inizio della ripresa è passato in vantaggio Valdagno con Nicolò Crocco. Michele Pesavento. Francesco Carrieri. Palla consegnata a Michele Pesavento. Si è rotto l'equilibrio. Prepariamoci ad assistere allora a questi 18 minuti emozionantissimi. Francesco Carrieri dietro la gabbia di Giovanni Conegatti, lo affronta Francesco Crocco, subisce fallo Francesco Carrieri, è il primo fallo di squadra che commette Valdagno. 17:35. Francesco Carrieri a sfidare l'autore del gol, il leader tecnico di Valdagno, assolutamente il giocatore dotato di maggior talento. Sono scaduti i 45 secondi per andare al tiro e allora eccolo Nicolò Crocco con Valdagno in possesso con Mattia Toniazzi. Cade Mattia Toniazzi, non ci sono irregolarità, c'è il possesso per Pumas Viareggio. Il gol di Crocco ha sicuramente avuto un impatto emozionante sul Palalido. Ricordiamo che stiamo commentando una partita di un campionato giovanile, ma le urla sono quelle di un match di A1 di quelli tosti. E qui la palla persa, ne approfitta Marco Tomma. E palla persa a sua volta, c'è un possibile contropiede con Michele Pesavento che va da Francesco Carrieri che non lo trova. Ottimo ripiegamento difensivo dei giocatori di Fabio Zambon. Elia Cardella all'indietro per Filippo Cardelli. Carica il tiro, non lo esegue. Michele Pesavento. Cardella. Carrieri. Elia Cardella. 16:23. La curva ad accompagnare i propri beniamini, che sono i giocatori under 19 dell'Hockey Club Valdagno. Di fronte hanno un avversario fortissimo, ma sono in vantaggio per 1-0. La palla vagante, Elia Cardella ha colpito al viso. Intanto Mattia Antoniazzi va a dare il cambio a Pietro Crosara. Entra anche Matteo Marchetti che ha scontato il power play. Vediamo il tentativo di schema su punizione dei giocatori di Mirko Bertolucci che sono sotto nel punteggio dopo 4 minuti dall'inizio della ripresa. Ne mancano esattamente 16. La deviazione ravvicinata di Francesco Carrieri davanti, proprio davanti a Cunegatti, ma non lo superano. E allora Matteo Marchetti a sfidare Nicolò Crocco, anzi Francesco Crocco. Nel girone Pumas ha vinto ma di misura su Valdagno, quello che è stato il girone A che produce la finalista. Attenzione qui, la conclusione, ancora una parata di Giovanni Cunegatti, assoluto protagonista del match. Sin qui lo spunto di Nicolò Crocco lungo sponda a cercare Francesco Crocco, Francesco Carrieri a proporre un possesso per i suoi compagni, gli fa blocco Michele Pesavento a favorirne l'azione. Lo scambio con Elia Cardella, ruotano Cardella e Carrieri. Ecco Matteo Marchetti, Michele Pesavento, ancora Matteo Marchetti, il tiro di Matteo Marchetti fuori dallo specchio della porta e Valdagno si è impadronita del match.
attenzione però sulla palla vagante, arriva Iacardella, il tiro di Iacardella non trova la porta. Possibile ripartenza, Marco Tomba, il tiro di Marco Tomba, murato, e Crosara intendeva previare dalla parte opposta Francesco Crocco, che non ha dato fiducia al compagno. Era una buona iniziativa questa per i giocatori di Fabio Zambon. Allora adesso è Iacardella che si mette in proprio il tiro. La pettorina di Giovanni Cunegatti a sventare la minaccia. Attenzione, Crosara, il tiro di Tomba, forse deviato. Comunque se ne va Michele Pesavento. Matteo Marchetti cade Matteo Marchetti, fallo di squadra, time out chiamato da Filippo Zambon. Intanto è entrato Francesco Rugani, è uscito Elia Cardella. Time out quindi, inquadrata la panchina di Fabio Zambon. Vediamo tra un po' il gol che ha infiammato il Palalido di Nicolò Crocco, di giustezza tra Gambale e Stecca, di Mechini che gli aveva parato la punizione. Eccolo lì, precisione chirurgica. Questo ragazzo ha dei fondamentali notevolissimi, sa guardare il portiere fino in fondo, sa cercare i giusti angoli quando tira in porta, e lo ha confermato con il gol messo a segno quando mancavano 18 minuti e 10 al termine di questa partita, che per adesso sta decidendo la finale del campionato nazionale di hockey pista categoria under 19, qui dal Palalido di Valdagno, con le riprese del canale YouTube della piattaforma digitale Hockey Pista FISR TV, la regia di Flavio Zattera, le riprese di Filippo Zattera e Roberto Bauce. Chi vi parla è Fausto Pozzan. 13 minuti e 58. Michele Pesavento, il tiro, il palo. La ripartenza dell'autore del gol Nicolò Crocco, che trova Matteo Marchetti a sbarrargli la strada. Possesso per Valdagno, inquadrato Mirko Bertolucci. Il lavoro di Marco Tomba, il pattino, il possesso per Valdagno. Marco Tomba, la palla vagante, il tiro di Crosara, la parata di Mechini, ancora Crosara, Nicolò Crocco, il fallo di squadra commesso da Valdagno, il secondo, anzi il terzo. Ancora Pumas allora a proporre una mandava d'attacco Francesco Carrieri. Matteo Marchetti, se ne va Matteo Marchetti, la conclusione, la parata di Cunegatti. Dall'altra parte Pietro Crosara, Tomba, la palla che danza pericolosamente. Pietro Crosara era andato al tap-in dopo il tiro a botta sicura di Marco Tomba. Vicino al raddoppio Valdagno, ha giocato benissimo la formazione di Fabio Zambossi qui. Però qui c'è un potenziale 2 contro 2 con Matteo Marchetti che se ne va, la conclusione fuori dallo specchio della porta. Crosara, Matteo Marchetti ruba palla, se ne va e pareggia. Matteo Marchetti, 12-14 alla fine della partita, 1-1. Gol del Pumas. Una palla persa a metà pista da Valdagno, ne ha approfittato Matteo Marchetti e ha messo il segno il gol del pareggio. Vediamo, eccola qua, la palla rubata e il gol di Matteo Marchetti. Nulla da fare per Giovanni Cunegatti, l'ha messo a sedere, lo ha trafitto dalla parte del guanto sinistro. Bravissimo l'attaccante
Viareggino. Tutto da rifare allora, perfetta parità. Ma abbiamo già visto 2 gol in questa bellissima finale. Attenzione, Tomba davanti a Becchini che gli ha chiuso l'angolo. Attenzione adesso il tiro, il proverbiale tiro di Michele Pesavento, ma ha trovato i gambali di Giovanni Conegatti a negargli la gioia del gol. Adesso fallo di squadra, il quarto commesso da Pumas. Nicola Crocco in possesso a trovare Pietro Cosara. Ancora Nicola Crocco, riviene su di lui l'autore del gol del pareggio, vale a dire Matteo Marchetti. Michele Pesavento, ancora Michele Pesavento in possesso. Francesco Carrieri riceve palla nei pressi dell'angolo destro basso nel fronte d'attacco della formazione rossoverde. Francesco Rugani a combinare i due Francesco, Rugani e Carrieri, le finte, le inversioni dorsali di Francesco Carrieri che si assicura il possesso di palla. Michele Pesavento, la finta di tiro e adesso c'è il tiro che trova i gambali di Giovanni Conegatti. Il più lesto ad andare sulla respinta è, tanto per cambiare, Francesco Carrieri, abilissimo. Rugani all'indietro per Michele Pesavento, prova a prodursi nelle sue accelerazioni Michele Pesavento. Qui c'è un fallo, l'ha commesso l'autore del gol del pareggio Matteo Marchetti. Mancano 10 minuti e 53 al termine di questo secondo tempo finale campionato nazionale di hockey pista Under 19 maschile, Hockey Club Valdagno contro Pumas Viareggio, 1-1 il punteggio. Marco Tomba a sfidare Francesco Carrieri che lo accompagna all'uscita, vale a dire a fondo pista. Francesco Carrieri recupera palla, va a servire Michele Pesavento, non ha spazio per tirare e allora deve tornare indietro a trovare appunto spazi. Va dal capitano Matteo Marchetti ed è una buona scelta. Francesco Rugani all'indietro per Michele Pesavento, stop, se ne va a puntare Michele Pesavento, va a puntare Francesco Crocco, le finte di tiro di Matteo Marchetti, se ne va Matteo Marchetti, il tiro deviato, la palla alta, sarà possesso per Valdagno, anzi no, il signor Luis Said assegna il possesso al Pumas Viareggio. 10:09, stiamo per scollinare con la prima metà della seconda frazione di gioco. Matteo Marchetti, autore del pareggio, il tiro murato da Antoniazzi, molto attenta alla difesa di Fabio Zambon, peccato per quella disattenzione, quel controllo mancato che è costato il contropiede del pareggio di Matteo Marchetti che è andato a sfidare Giovanni Conegatti. Intanto scaduti 45 secondi per andare al tiro e allora saranno 45 secondi per andare al tiro in favore dell'Hockey Club Valdagno che aveva rotto la parità con il suo leader tecnico, come lo chiamo io, Nicola Crocco, e ha pareggiato il leader della squadra di Regina, cioè il capitano Matteo Marchetti. Recupera palla Michele Pesavento, un intervento difensivo ineccepibile, preciso. Qui perde palla Matteo Marchetti, lo va a sfidare, la sfida tra capitani, perde stecca Matteo Marchetti. Il servizio per Francesco Rugani, Carrieri, 9-0-3, partita vincente, inquadrato il tecnico valdagnese per un attimo, Fabio Zambon, dalla regia di Flavio Zatta. Attenzione ancora, in possesso Francesco Carrieri, l'accelerazione di Matteo Marchetti, il tiro, la palla che danza pericolosamente davanti a Conegatti, con Francesco Rugani che non ci è arrivato. Fallo di squadra, fischiato contro Valdagno, sono 4, si stanno caricando di falli le formazioni, ma siamo lontani dal bonus per entrambe le squadre. Rientra Elia Cardella, esce Francesco Rugani, Michele Pesavento. Elia Cardella non riceve la palla e allora Francesco Carrieri a disturbare Pietro Cosara che vuole produrre una ripartenza per i suoi, invece c'è l'intercetto di Matteo Marchetti che
consente a Michele Pesavento di liberare il suo tiro, ma c'è il ripiegamento difensivo. E allora adesso siamo dall'altra parte con Nicolò Crocco che cercava l'inserimento al centro, volevano qualcosa tipo il fallo di pattino i giocatori di Fabio Zambon. Il tiro di Cardella con Francesco Carrieri che ha perso il bastone a spingere i suoi. Tomba, una penetrazione che si stava rivelando efficace. Matteo Marchetti, lo scarico per Michele Pesavento, il tiro ancora una volta lo straordinario Giovanni Cunegatti a mantenere in partita i suoi, assolutamente in partita. Mattia Antoniazzi, è una bella partita, le squadre adesso cercano tutte e due il gol del vantaggio. Eccolo Mattia Antoniazzi, è uscito dietro porta, Mecchini ci ha messo una pezza e chiama Pesavento a maggiore attenzione, perde palla però Antoniazzi in azione insistita. Allora Elia Cardella che non si è ancora acceso. Michele Pesavento, lo scambio con Francesco Carrieri. Io vorrei sottolineare la maturità di queste squadre, di questi giocatori, la freddezza con cui giocano ogni possesso, la ricerca della giocata sempre efficace, mai velleitaria. Complimenti a questi ragazzi e a chi li allena, assolutamente. 6:49, il tiro di Matteo Marchetti non trova la porta di Giovanni Cunegatti. Allora ci potrebbe essere un'accelerazione di Crosara, anzi no, è Francesco Crocco in possesso. Va da Marco Tomba, prova a accelerare Marco Tomba, la conclusione, la parata, ancora il tappì, eccolo Antoniazzi, 3 parate consecutive di Mecchini che salvano il risultato per i suoi colori. Assolutamente 2 portieri fortissimi. Dall'altra parte Giovanni Cunegatti a opporsi al tiro di Elia Cardella. 6:12, bella partita, portieri bravissimi. Pesavento, eccolo Pesavento che cerca un tiro, non lo trova, no, poi rinuncia, va da Matteo Marchetti. 5:57, perdono palla quelli del Pumas e c'è un possibile contropiede a campo aperto con un giocatore come Marco Tomba. Cade in aria Mattia Antoniazzi, non ravvisano irregolarità i direttori di gara. Attenzione, c'è una possibile ripartenza con Matteo Marchetti, eccolo Matteo Marchetti, la conclusione è murata. E allora Marco Tomba a proporre una nuova iniziativa per i suoi giocatori, per i suoi compagni. Il time out chiamato da Mirko Bertolucci. Intanto Marco Tomba a metà pista, la varca in questo istante. Un minuto fa ci sono state una serie di parate a ripetizione di Thomas Mecchini che sono state veramente importanti. Il time out intanto 5:15. Eccoli gli highlights di questo secondo tempo. Cominciamo dal pareggio di Matteo Marchetti che ha rubato palla a metà pista. Cattivo controllo del giocatore di Vallagnese, se n'è andato, ha guardato fino alla fine il portiere, l'ha persa, credo Francesco Crocco. Sì, Francesco Crocco ha perso palla. Siamo in diretta invece, questa è la panchina di Fabio Zambon, bravissimo allenatore dell'Hockey Club Valdagno che ricordiamo ha concluso al 3° posto il girone di qualificazione della zona 2, ma è stato capace di ribaltare tutto in queste finali giocate in casa. Valdagno ha disputato delle partite stupende e ricordiamo un particolare: questa è la 7ª partita che gioca a Valdagno, perché è arrivata seconda nel girone che è stato vinto dal Pumas Viareggio, quindi ha dovuto fare il supplemento dei quarti di finale, mentre Pumas Viareggio ha atteso da prima classificata la sua semifinale che ha giocato questa mattina. Valdagno ha vinto di misura con Breganze per 2-1 la sua semifinale stamattina, la seconda per la precisione, e poi eccola qui a giocarsi il titolo contro Pumas Viareggio che riparte, però tentativo di lanciare Michele Pesavento che non raggiunge la sfera. Allora Pesavento a cercare Matteo Marchetti, Filippo Cardelli, Elia Cardella perde palla. Nicolò Crocco, Francesco Crocco, l'accelerazione di Nicolò Crocco, vediamo,
probabilmente cercherà magari l'alza e schiaccia, no, perché Michele Pesamento lo conosce e lo chiude, però attenzione qui, Tomba, la conclusione di Marco Tomba, la parata di un attento Mechini, attento come il collega di reparto Giovanni Conegatti, magari Giovanni Conegatti ha fatto qualche numero in più visto che ha parato un rigore e una punizione di prima. Mechini aveva parato la punizione di prima di Nicolò Crocco, che però poi è andato a rimbalzo e ha segnato. C'è poi voluta un'invenzione di Matteo Marchetti per assicurare la parità con la quale iniziano questi 4 minuti, con Mattia Antoniazzi che se ne va. La conclusione di Mattia Antoniazzi che ha la sfortuna di non trovare la porta, e qui però subito il lancio per Elia Cardella che non trova palla. Il passaggio era leggermente impreciso. Ancora Marco Tomba che ha energia da vendere, eccolo, cercato sul secondo palo. Le brigate che chiamano a raccolta i simpatizzanti vallagnesi per incitare i loro beniamini. Elia Cardella, cade Francesco Crocco, non ci sono irregolarità, c'è Michele Pesamento che se ne sta andando, lo fronteggia Nicolò Crocco. Matteo Marchetti, Filippo Cardelli, eccolo Filippo Cardelli, tiro sopra la traversa. Marco Tomba, Mattia Antoniazzi, ancora Marco Tomba, se ne va Marco Tomba, a spazio, si incunea, cade in aria, va poi a commettere fallo. Fair play tra Matteo Marchetti e Marco Tomba. Michele Pesamento che chiede di asciugare la pista. 2,58, finisse così supplementari. E persistendo la parità, tiri di rigore. (2,58) qui in diretta dal Palalido. È uscito Elia Cardella, è entrato Francesco Rugani per la Pumas Viareggio. La soggettiva, la telecamera che inquadra la curva vallagnese adesso illuminata a festa è veramente da brividi. Sembra un match di campionato ma da playoff. 2,58, si riparte. Matteo Marchetti in possesso, lo scambio con Michele Pesamento, Rugani sul secondo palo, Francesco Carrieri dietro la gabbia di Giovanni Conegatti, Michele Pesamento, eccolo Michele Pesamento che prova la conclusione, non trova la porta perché i giocatori di Fabio Zambon si sono opposti in fase di ripiegamento difensivo e di contenimento dell'azione del giocatore rossoverde. Allora Marco Tomba, la conclusione, il guantone sinistro di Thomas Mechini, il time out chiamato da Fabio Zambon a 2,25 dal termine del secondo tempo di questa finale che assegna il titolo Under 19 maschile hockey pista per quanto riguarda il campionato italiano, giocato qui a Valdagno dall'8 all'11 giugno 2023. Partita sicuramente emozionante, equilibrata. Le squadre hanno cercato di superarsi con organizzazione, con giocate mai banali o velleitarie, portieri sugli scudi, insomma tutti gli elementi che possono far dire che l'hockey pista sa essere uno sport spettacolare. E a mostrare questo spettacolo sono ragazzi di nemmeno 18 anni, che depone sicuramente a loro favore. Bella partita. Prepariamoci a vivere questi ultimi 2 minuti e 25, salvo supplementari o rigori, nel caso persistesse la parità.
Sono le 19:10 qui a Valdagno e stiamo assistendo a uno spettacolo sicuramente apprezzabilissimo offerto da questi 10 ragazzi in pista e più le loro panchine. Che sono gratificati ora dagli urla di incitamento e dai cori dei tifosi valdagnesi, ma anche quelli del Pumas si sono fatti sentire. È una bella serata di sport, godiamocela. Carrieri all'indietro per Matteo Marchetti, se ne va Matteo Marchetti, lo fronteggia Nicolò Crocco, lo accompagna all'uscita, vale a dire dietro porta. Ancora Matteo Marchetti in possesso, combinano un pasticcio i due con Michele Pesavento, qualche brivido corso sulla schiena magari di Mirko Bertolucci. Francesco Rugani, Francesco Carrieri, 1:51, 8 secondi, attenzione, però era uscito dietro porta, aveva cercato l'alza schiaccia Francesco Carrieri. Ripartono quelli di Valdagno, il blocco di Marco Tomba a favorire l'azione di Nicolò Crocco. Se ne va Marco Tomba a scambiare con Francesco Crocco. Ancora Nicolò Crocco per Marco Tomba. Nicolò Crocco. Ragionano quelli di Fabio Zambon come una squadra matura. Eccolo Nicolò Crocco. L'alza e schiaccia che dà l'illusione del gol, invece la parte superiore della traversa. Gli applausi del Palalido meritatissimi per Nicolò Crocco. Possesso per Valdagno, ha toccato prima il giocatore della Pumas e allora Nicolò Crocco, possesso, dietro la gabbia, gioca sulla sponda, ha dato l'illusione che la palla avesse varcato la rete. Questa giocata di Nicolò Crocco, è imbalzato 2 volte sulla parte inferiore sulla sponda, sul palo di dietro della porta, sulla sbarra della porta dorsale della porta difesa da Thomas McKinney. Allora andiamo da Matteo Marchetti. Qui siamo a 45 secondi dal termine della partita, qui c'è una palla persa, sa che può essere sanguinosa. Nicolò Crocco non riesce a tirare, sono rientrati velocemente quelli della Pumas, un po' di stanchezza, qualche errore. 33 secondi, 32. Qui potrebbe essere necessario un supplemento di gioco per determinare chi vince lo scudetto qua. 22 secondi, Nicolò Crocco, eccolo Francesco Crocco sul palo, ancora a sventare la minaccia Thomas McKinney. 15 secondi, se ne va adesso Francesco Rugani, va l'ultimo tiro la Pumas, eccolo Carrieri, il tiro, la parata. 5 secondi, Marco Tomba, attenzione, il tiro di Marco Tomba, la parata di Thomas McKinney e qui si va ai supplementari. Perfetta parità, signori e signori. 3 minuti di intervallo e poi supplementare qui dal Palalido di Valdagno.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Palalido di Valdagno. Non sono bastati 2 tempi di 20 minuti giocati a viso aperto da 2 squadre che saranno tempi supplementari, solo 3. Persistendo la parità si andrà ai tiri di rigore, questa è la formula del torneo. Quindi dovranno dare tutto le squadre se vorranno evitare le lotterie di rigori. In ogni caso 2 squadre che hanno meritato veramente di disputare questa finale, hanno onorato l'impegno, hanno onorato questo sport, sottolineato dagli applausi del Palalido. E allora appestiamoci ad omaggiare queste squadre in sede di commento. Innanzitutto con le scelte degli allenatori. Per il Pumas Viareggio, tra i pali Thomas Mecchini, Michele Pesavento, Matteo Marchetti, Francesco Carrieri, Francesco Rugani. Per il Valdagno, Giovanni Cunegatti, Francesco Crocco, Nicolò Crocco, Mattia Antoniazzi, Marco Tomba. Si riparte, 3 minuti e poi rigori se persisterà la parità. Marco Tomba per il Valdagno. Nicolò Crocco in possesso, ringhia su di lui Francesco Rugani. Marco Tomba, uno dei pochi errori di questo campionato, un tiro sbilenco. Nicolò Crocco che se ne va dietro la porta e in possesso di un proverbiale alza e schiaccia, poi ha tentato di mettere in palla al centro per il fratello Francesco. Hanno respinto quelli della difesa del Pumas. Siamo già a 2 minuti e 18 dal termine. Eccolo Francesco Crocco che ha un'opportunità, però viene accompagnato all'uscita, vale a dire dietro la porta da Rugani, però è capabile l'azione di Francesco Crocco, esce incontro a lui Michele Pesavento, Francesco Rugani, lo scambio con Francesco Carrieri, attenzione Matteo Marchetti, il miracolo di Giovanni Cunegatti che tiene in piedi i suoi giocatori, la sua squadra. Dall'altra parte Nicolò Crocco, se ne va Nicolò Crocco, al centro tendeva servire Antoniazzi, il match si apre, sono supplementari, le squadre vogliono provare a finirle la sfida. Gli incitamenti della curva valdagnese, Matteo Marchetti a servire Michele Pesavento, 5 secondi per varcare la metà pista e allora possesso per Valdagno. Ultimo minuto e 33 di gioco di questi campionati, poi se persisterà la parità saranno tiri di rigore. Ci siamo veramente divertiti a commentare questi campionati e sottolineiamo le capacità tecnico-tattiche di questi ragazzi, perché quelli più anziani, fra virgolette, hanno 18 anni. Marco Tomba, Nicolò Crocco, sicuri protagonisti della formazione di Fabio Zabon. Il fallo di squadra commesso ai danni di Nicolò Crocco e allora Valdagno potrà organizzare una punizione, anzi no, subito la palla lì dietro per Marco Tomba. Nicolò Crocco, lo aspettano sul palo, eccolo Nicolò Crocco, possibile ripartenza per Pumas, ma c'è la pressione alta di Antoniazzi e Crocco e allora dovrà essere possesso ragionato. Michele Pesavento, eccolo Michele Pesavento a ricevere, se ne va Michele Pesavento, il tiro sfiora il palo e qui Pumas ha avuto la palla del match. Applaude Mirko Bertolucci. Attenzione, 45 secondi al termine, Matteo Marchetti lo pressa Antoniazzi, ma se ne va Matteo Marchetti. La conclusione è ancora un miracolo di Cunegatti, mamma mia che parata. Ingaggio a 2. I rigori sarebbero una sfida nella sfida tra 2 portieri fantastici. E manca poco, 30 secondi. Eccolo Nicolò Crocco per l'ultimo possesso, probabilmente per Valdagno. Eccolo qua, a scambiare con il suo compagno di avventure in questi campionati.
Marco Tomba, che tanti gol importanti entrambi questi giocatori hanno messo a segno. Eccolo Nicolò Crocco per l'ultima penetrazione, ha cercato Mattia Tognazzi, qui 5 secondi, mi sa che si va ai rigori. Eccolo Tomba, ha sfiorato l'incrocio, avesse segnato veniva giù il Palalido, e invece bisognerà attendere i tiri di rigore per decretare la squadra campione d'Italia Under 19 per questo 2023 dell'hockey pista italiano. Emozioni a non finire qui al Palalido, 2 sole reti messe a segno, ma straordinarie parate dei portieri, tante occasioni, pali e tutte le emozioni che l'hockey pista sa regalare. Gardellin si sta preparando, non sappiamo se sarà lui incaricato di fare il pararigori o se sarà Giovanni Cunegatti. In ogni caso sembra di sì, una scelta coraggiosissima ma probabilmente ponderata negli allenamenti da Fabio Zambon e Massimo Caneva, mentre dall'altra parte confermatissimo tra i pali Thomas McKinney. Vediamo, ancora ci ripropone la regia, eccola qua, ci ripropone i gol verosimilmente, che hanno sin qui indirizzato la sfida sul binario della perfetta parità. Questo è il primo gol di Nicolò Crocco, un campionato fantastico che è giocato da lui, la parata di Thomas McKinney sul tiro libero diretto e poi la precisione chirurgica di Nicolò Crocco, e qui la palla persa dal fratello Francesco, che favorisce il contropiede di Matteo Marchetti, che va a sfidare Giovanni Cunegatti, gancio contro gancio. Gol sul palo dove Giovanni non ci può arrivare con la stecca perché c'è il guanto. E qui 1-1, la parità è persistita anche nei 3 minuti di supplementari. Non vi so dire sinceramente i punti chi meriterebbe questo titolo. Diciamo una cosa, che Valdagno non era atteso a questi livelli e ha espresso delle giocate, degli impatti sulle partite che ha giocato da assoluto encomio. Per quanto riguarda Pumas Viareggio ha dimostrato il valore assoluto dei suoi giocatori, ma anche la coralità del gioco di squadra. Una formazione matura a dispetto dell'età, ma questo giudizio vale anche per Valdagno. 3 secondi e poi sarà tempo di scegliere la porta e sarà tempo di scegliere i 5 rigoristi. Prepariamoci a divertirci, ad esaltarci, ad emozionarci, come solo l'hockey pista sa fare. Buon divertimento a chi ci segue da casa. Chi è qui al Palalido si sta già divertendo, anche se ovviamente c'è qualcuno che sta soffrendo tanto, e lo posso capire. Chi mi ha accompagnato in queste 4 giornate di commento, vale a dire Domenico Tomba, che poi dovrebbe essere l'uomo incaricato delle interviste di fine gara e comunque anche dell'organizzazione della cerimonia di chiusura e del protocollo con le autorità sportive e politiche qui presenti al Palalido. Alfonso Rago e Luis Said a dare le spiegazioni del caso, sono i direttori di gara, e con la collaborazione di Davide Marcolin hanno assicurato il rispetto del regolamento per quanto riguarda questo incontro. Un plauso a tutti gli arbitri della manifestazione, ricordiamo anche Marcello Di Domenico, Claudio Ferraro e Edoardo Pigatto, tutti bravi. Un plauso a loro e un plauso agli amici Filippo Zattera, Roberto Bauce, Maria Monteano, Marco Zen, cameraman, a Flavio Zattera, il regista di tutte le 60 ore di produzione in 4 giorni di diretta qui dal Palalido sulla piattaforma Hockey Pista Fistri Duo. Ma è tempo di rigori, è tempo di Marco Tomba contro Thomas McKinney. Primo rigore fuori. Vedremo chi sarà il giocatore del Pumas incaricato di tirare il primo rigore. Tra i pali Gardellin, questa è la scelta di Fabio Zambon.
per dire che è specializzato in questo particolare fondamentale. Thomas Becchini, il primo tiratore. Mamma mia, che responsabilità. Vediamo. Becchini contro Gardellin, sfida tra colleghi di reparto. Eccoli. La parata di Gardellin, si rimane in perfetta parità. È andato su Spagnola benissimo il portiere di Valdagno. Francesco Crocco, che sfiderà Thomas Becchini, che ha fallito a sua volta il rigore. Il primo errore è stato di Marco Tomba. Tensione ovviamente al Palalido, tensione e emozioni. È lotteria di rigori, ma i rigori bisogna saperli tirare e saperli parare. Non sono una lotteria, è abilità. Francesco Crocco contro Thomas Becchini. Siamo pronti? Tra qualche istante. Eccolo Becchini prendere posizione tra i pali, nel rispetto del protocollo regolamentare. Francesco Crocco, la parata di Becchini. E adesso ci va Michele Pesavento a tentare la trasformazione. È il secondo rigore per Pumas, si deve pulire la pista. Tensione alle stelle qui al Palalido. La soggettiva di Flavio Zattera sulle squadre al centropista. Qualcuno è abbracciato, qualcun altro distaccato, come Marco Tomba, che non si dà pace dell'errore, ma non deve farlo. Intanto i rigori bisogna andare a tirarli, avere il coraggio di andare a tirarli. E Marco Tomba ha giocato un campionato favoloso. Michele Pesavento contro Mirko Gardellin. Eccolo Michele Pesavento. La parata di Gardellin. Professione pararigori. Si rimane in perfetta parità. E adesso Nicolò Crocco, il leader tecnico di Valdagno, che aveva segnato il gol del vantaggio. La parata di Thomas Becchini. Aveva tentato di sorprenderlo con un tiro a mezza altezza o raso terra addirittura. Eccolo qua che ci è stato riproposto, mezza altezza, gambale. Matteo Marchetti, l'autore del gol dell'1-1, che nei tempi regolamentari ha decretato la parità, che ci costringe ad assistere a questi tiri di rigore per capire chi sarà a mettersi a collo la medaglia d'oro, l'ambita medaglia d'oro di questi campionati Under 19. Matteo Marchetti contro Gardellin. Sono pronto? La rete di Marchetti. La rete di Marchetti, passa in vantaggio il Pumas. Ti ha concesso il bis, quindi gol nei tempi regolamentari e gol nei tiri di rigore. Ma non è ancora finita. Quarto rigore per Valdagno. Va Antoniazzi. La parata di Becchini. Fanno presente quelli di Fabio Zambon che Becchini si sarebbe mosso in anticipo. Intanto c'è Elia Cardella che va a tirare. Quarto rigore anche per Pumas. L'equilibrio è stato rotto dal rigore di Matteo Marchetti. Figli avevano fallito tutti i rigoristi. E allora c'è Elia Cardella contro Mirko Gardellin, che deve cercare di parare per tenere in vita le speranze dei suoi giocatori, dei suoi compagni di squadra. Eccolo Elia Cardella a sfidare Mirko Gardellin. E la rete di Elia Cardella, che significa titolo italiano per il Pumas Viareggio, campione d'Italia Under 19. Ma assolutamente è il caso di decretare l'onore delle armi all'Hockey Club Valdagno, che ha giocato un torneo fantastico e si è arreso solo ai tiri da dischetto, a una formazione esperta e maggiormente accreditata in sede di pronostico. Le reti, i tiri di rigore sono state di Matteo Marchetti ed Elia Cardella, nessuna rete messa a segno dal Valdagno. E allora
io credo che sia giusto, dopo aver rivisto il rigore realizzato da Elia Cardella, che è voluto dire titolo italiano Under 19 per il Pumas Viareggio, che la regia di Flavio Zattera inquadrasse l'abbraccio dei giocatori di Valdagno, che meritano assolutamente questa inquadratura, perché sono stati una squadra vera, una squadra che ha lottato e una squadra che ha onorato questo sport, così come i vincitori, ai quali vanno fatti assolutamente tantissimi complimenti, anche perché il Pumas era andato sotto e c'è voluta una magia del suo capitano Matteo Marchetti per andare al pareggio. Qui l'urlo Pumas Pumas dei tifosi viareggini, che giustamente omaggiano i loro colori, ma anche gli applausi della curva valdagnese ai propri beniamini. Valdagno ha giocato un campionato, queste fasi finali, in maniera favolosa. Vediamo se il mio compagno di telecronache assicurerà il servizio magari per le interviste di post gara, ma qui lasciamo sfogare i giocatori, i tecnici, perché dopo 4 giorni di gare sicuramente è giusto che le squadre scarichino la tensione e la gioia per chi ha vinto, ma l'orgoglio da parte del Valdagno, mi permetto, anche se sono bregazzese, l'orgoglio di Valdagno, perché ha giocato un campionato favoloso. Braganza chiude terzo, Lodi chiude quarto, al quinto posto Scandiano, al sesto Forte dei Marmi, poi ha vinto la Coppa FISR Trissino, finalista della Coppa FISR Follonica, e infine terzo posto della Coppa FISR per Giovinazzo, quarto posto per la Coppa FISR Bassano. Sono state 4 giornate di gare veramente entusiasmanti, bellissime. Io sono stato lieto di avervele raccontate in parte sono stato aiutato perché letteralmente la mia voce ha fatto le bizze e allora era necessario ricorrere all'aiuto di Gabriele Pellizzaro, l'aiuto soprattutto del mio compagno di avventure Domenico Tomba e poi di Stefano Zampierin, che ha voluto essere presente nella prima giornata di ritorno dalle finali scudetto a Forte dei Marmi. Ma adesso è tempo di protocollo, è tempo di premiazioni, è tempo di gioia, è tempo di soddisfazione, è tempo di orgoglio per tutti i partecipanti a questo campionato, perché sono stati 4 giorni di altissimo spettacolo e lo hanno assicurato ragazzi dai 16 ai 18 anni, anche meno, e quindi a loro assolutamente il massimo applauso. Chi? Sì, secondo me sì. Secondo me qua, adesso.
siamo molto bene, siamo con Nicolò Crocco. Nico, si è appena conclusa questa avventura ai campionati nazionali Under 19, è finita ai rigori col Pumas. Secondo me nessuno ci avrebbe messo mezzo penny di scommessa prima dell'inizio di questa fase nazionale. Valdagno che esce con onore, anche una grande curva, un grande palazzetto a sostenervi. È andata bene. Prima di tutto voglio ringraziare il pubblico, la gente qua di Valdagno, che sono stati dei grandi dall'inizio fino alla fine, ci hanno dato una mano incredibile. Oggi la curva, ma tutto il palazzetto era pieno, è stato bellissimo giocare con tutta questa gente. Dispiace perdere così, però noi abbiamo dato tutto, anima, corpo, tutto veramente, e se dobbiamo perdere l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. Ecco, grazie, dopo ci